Buongiorno, buongiorno, eccoci qui, ultimo gran premio di questo Moto Mondiale 2015 a Valencia. Dopo il grandissimo scandalo che è stato causato dai due vermi spagnoli, Jorge Lorenzo Marquez, il nostro dottore è qui a Valencia per giocarsela il tutto per tutto fino all'ultima curva, contro ogni complotto. Mamma mia, alcune voci di corridoio sostengono che Iannone andrà in culo con la sua moto a Jorge Lorenzo per fargli perdere questo mondiale complottato, sporcato dai spagnoli maledetti. E allora, dottore, partirai ultimo, 3 punti di penalità sulla patente. Facci vedere che i tuoi 37 anni sono di pura professionalità. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Eccoci qui nel box. Quello è il casco del nostro dottore, il casco che forse porterà sul podio della prima posizione o del moto mondiale. Guardate qui, l'ingegnere sta progettando la nostra moto al meglio. E dall'altra parte troviamo il verme, Jorge Lorenzo, il complottista maledetto, che se io fossi al posto di Valentino gli avrei già spaccato la testa, come si fa con un cocco in Africa. E allora adesso io direi di scendere in pista. E vai così. In attesa del semaforo rosso, telecamera esclusiva sul nostro dottore, grazie cielo, che si è reso conto della mafiata che è in atto, del complotto che stanno portando avanti i piloti spagnoli vermi. Ma guardate come si fanno largo, come promesso. Mamma mia, Iannone, devi mantenere la promessa, tira dritto in culo. Mamma mia, Petrucci. Ma vai a cagare, Petrucci, spaccati a merda. Vi ricordo lo scandalo che c'è stato, dove purtroppo il nostro Valentino è caduto alla provocazione del bimbo minchia malefico Marc Marquez, che ha soltanto 22 o 23 anni di pura malvagità e disonestà. Ma non importa, perché noi abbiamo davanti un 37enne carico, pieno di energia, per portare a casa questo magnifico mondiale, sporcato sì da un complotto malefico dai spagnoli, ma ovviamente nulla può il complotto contro la qualità, la guida, la perfezione del nostro vero campione Valentino Rossi. Eccola qui l'ultima curva, tutti in piedi sul divano, mettete i piedi sopra il divano anche se vostra mamma vi sgrida, non importa, oggi tutto è concesso perché a Valencia è stato compiuto un miracolo! Dottore mio, l'ultimo mondiale, Valentino Rossi, è incredibile, siamo tutti emozionati, vieni qui collega, abbracciamoci, mamma mia, Valentino mio, eccoli lì, due spagnoli malefici maledetti pezzi di merda, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, che possono non far altro che mangiarsi 2-3 kg di merda, madonna, guardate. Sì, tocca la moto e lui è l'ingegnere, la mente che è dietro a questa moto. Grande Vale, grande Vale. Vi ringrazio per aver visto questo video. Ovviamente è quello che speriamo tutti, è quello che speriamo succeda nella prossima corsa dell'8 novembre a Valencia. Dai Vale, siamo tutti con te. Non farti buttare giù da quei bimbi minchia maledetti spagnoli. Dimostraci che l'Italia ancora una volta è avanti a tutti. Le aseguro que por las buenas soy muy bueno. Pero como le ocurra algo al mono...